Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questa edizione flash del mattino. Andiamo subito a Gorizia con il prossimo servizio, presentata la piattaforma web GoInGo 2025. Assessore Zilli, presentato a Gorizia il sito web di Go 2025, una piattaforma online trilingue che si pone come un tassello importante di avvicinamento all'evento della capitale della cultura. Sì, la città e anzi la regione si sta preparando con grande entusiasmo e professionalità a questo importante evento e questa piattaforma dimostra come l'attenzione per i contenuti sia altissima per permettere alla maggior parte dei fruitori, soprattutto al pubblico giovane, ma non solo, di conoscere tutte le opportunità legate alla capitale europea. Quindi questo lancio odierno per noi è un ulteriore motivo di fiducia e di avvicinamento alla capitale europea che diventerà davvero un grandissimo evento internazionale, porterà sicuramente grande attenzione alla città di Gorizia ma a tutto il territorio regionale con un inallenarsi di proposte, partendo da qui, da questa piattaforma che diventerà poi un'offerta stabile per quanto riguarda il territorio goriziano. Per la stagione IATA estiva, a partire da fine marzo 2024, sono previsti due nuovi collegamenti da Trieste Airport, Brindisi e Siviglia, operati entrambi da Ryanair. La rotta Trieste-Brindisi contribuirà ad un ulteriore sviluppo del network domestico verso una destinazione particolarmente attrattiva per il turismo e importante per la comunità pugliese presente in Friuli Venezia Giulia. La rotta Trieste-Siviglia rafforzerà invece ulteriormente i collegamenti con la Spagna, caratterizzati da importanti flussi turistici in entrambe le direzioni. Le due nuove destinazioni porteranno a 13 collegamenti operati da Ryanair nella stagione estiva 2024. Si aggiungeranno a quelli operati durante l'attuale stagione invernale Barcellona, Bari, Catania, Dublino, Londra, Stansted, Malta, Napoli, Palermo, Valencia e Bruxelles, Charleroi e infine Cagliari, che saranno nuovamente operativi da fine marzo 2024. Il volo Trieste-Brindisi opererà con 3 frequenze settimanali, mercoledì, venerdì e domenica. Quello per Siviglia opererà con 2 frequenze settimanali, il lunedì e il giovedì. Trieste-Fürnitz, al via il treno sul primo e unico corridoio doganale internazionale in Europa, il servizio. È partito il primo corridoio doganale ferroviario internazionale europeo e fortunatamente, se ne siamo particolarmente orgogliosi, questo è partito da Trieste fino all'interporto di Fürnitz. Da qua si vede che un sistema può lavorare assieme alle istituzioni, alle dogane, alle imprese ferroviarie, al sistema portuale nel suo complesso per creare soluzioni completamente innovative che vogliono andare incontro a quanto desidera il mercato, a dove si vuole portare valore aggiunto. Noi riusciamo ad arrivare con un corridoio doganale partendo da Trieste, che è punto franco internazionale, per arrivare a Fürnitz, sdoganare la merce direttamente lì e dare un vantaggio molto importante alle merci che sono destinate all'Austria. Quindi questo primo esperimento è partito, adesso si attende il riscontro del mercato, siamo molto fiduciosi e attendiamo anche ai nuovi sviluppi, perché quindi è partito il primo corridoio, ma stiamo già lavorando ai next step. Grazie per la visione all'ascolto, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora?
La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.